Buongiorno e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. La Procura di Termini Imerese ha aperto un'inchiesta sui roghi che hanno devastato la zona industriale del Palermitano, distrutte o danneggiate 7 aziende, danni per milioni di euro. Riaperto il traffico il nuovo viadotto Alfio sulla Palermo-Catania, un intervento da 27 milioni di euro per migliorare la sicurezza e ridurre i tempi di percorrenza dell'autostrada. Non si ferma all'Alte sulla tangenziale di Catania dopo un inseguimento, finisce contro un muro con l'auto rubata, feriti 3 poliziotti. Il mare catanese è sicuro secondo i dati dell'ASP, ma i campioni non coincidono con quelli di Goletta Verde che fotografano una realtà ben più opaca. Dopo il successo del film Odissea, Favignana diventa la nuova meta del turismo cinematografico, previste ricadute economiche fino a 500 milioni di euro in 5 anni. Calcio, il Catania in Umbria per la seconda fase di ritiro, organico da sfoltire, ma servono anche nuovi innesti. Non si placa l'emergenza incendi che nelle ultime ore ha colpito anche la provincia di Catania, fiamme alle pendici dell'Etna, a Ragalna e nella Cese. Intanto arrivano i primi aiuti dalla regione, mentre il capo della protezione civile regionale, Salvo Cocina, punta il dito contro i piromani. Tonino De Mana. Mentre il capo della protezione civile siciliana, Salvo Cocina, evoca l'ombra dei piromani e parla chiaramente di un problema di ordine pubblico, l'isola continua a bruciare con un'emergenza che riguarda gran parte delle province, se non tutte. Dopo i roghi nel Trapanese, devastata Montagna Grande e nel Palermitano, a proposito, la Procura di Termini Imerese ha aperto un'inchiesta per il rogo che ha colpito la zona industriale. Nelle ultime ore le maggiori criticità si sono concentrate in provincia di Catania, fiamme alle pendici dell'Etna tra Ragalna e Santa Maria di Licodia, dove il rogo ha richiesto l'intervento dell'elicottero Falco 9 e il supporto di numerose autobotti. Incendi anche a Zafferana Etnea, delicata la situazione nei pressi di via Alcide De Gasperi, Ramacca, Acireale e Valverde. Le squadre di soccorso sono state impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza delle aree interessate per evitare che le fiamme potessero propagarsi ai centri abitati. Sul fronte degli aiuti intanto si muovono i fondi della regione stanziati per l'emergenza. Il governo Schifani ha approvato un primo pacchetto di interventi da 25 milioni di euro. Le risorse che saranno inserite in un emendamento all'ARS prevedono 15 milioni per la protezione civile e 10 di ristori immediati destinati alle imprese colpite. Riapre un tratto dell'autostrada Palermo-Catania, chiuso da anni. È stata infatti completata la costruzione del nuovo viadotto Alfio. Sono quasi metà i cantieri ultimati ad oggi, su 63 interventi, concluse 27 opere. Sentiamo Maglio Viola. Riaprono quasi 3 chilometri strategici dell'autostrada A19 Palermo-Catania e si tagliano i tempi di percorrenza dell'arteria martoriata dai cantieri. Vede la luce il nuovo viadotto Alfio, realizzato dopo l'abbattimento del precedente viadotto. In queste ore, inoltre, aperta anche la nuova galleria Tre Monselli. Le due strutture insieme costituiscono quasi 3 chilometri di tracciato a cavallo delle province di Caltanissetta ed Enna. Dobbiamo da un lato ringraziare le strutture istituzionali, ANAS, per questo investimento di circa 1 miliardo, ed è giusto che i siciliani lo sappiano. Noi stiamo controllando per fare in modo che i tempi vengano rispettati. Quando ci siamo insediati questi tempi, diciamolo pure, non erano rispettati. Dei 63 interventi di ammodernamento programmati lungo questa autostrada, ad oggi ne sono stati completati 27, comprese le opere appena aperte. Si tratta di interventi per complessivi 161 milioni e mezzo, mentre sono in corso i lavori in altri 22 cantieri per un importo di 527 milioni. Di questi ANAS promette il completamento entro fine anno per ulteriori 6 opere. Il risultato più bello non si misura dagli 882 metri di lunghezza del viadotto o dai 27 milioni investiti, ma nella fiducia dei cittadini. Grazie a questo stato di avanzamento, a fine mese potranno partire anche i lavori per il rifacimento della seconda canna della galleria Tre Monselli in direzione opposta. All'aeroporto di Catania l'audizione della quarta commissione ambiente, territorio e mobilità dell'Assemblea regionale siciliana dedicata alla privatizzazione di SAC, la società che gestisce gli scali di Catania e di Comiso. La riunione, spiega SAC in una nota, ha permesso di approfondire e chiarire l'iter avviato della società nell'ambito della procedura di privatizzazione finalizzata a individuare un partner in grado di sostenere lo sviluppo degli scali attraverso
attraverso un solido progetto industriale e un piano di investimenti. Di diverso tenore la nota della CISAL. La Commissione, scrive, aveva il dovere di porre domande precise. Se manca anche solo uno degli adempimenti previsti dalla legge, la delibera che ha avviato la privatizzazione è impugnabile. Siamo alla cronaca. A Catania un pregiudicato sfreccia in tangenziale su un'auto rubata, fermato e arrestato alla polizia dopo un inseguimento finito con lo schianto contro un muro. Orazio Longo. Come in quei film dove il ladro fugge a tutta velocità guidando forsennatamente tra le strade della città inseguito dalla polizia. Come in quei film succede anche a Catania dove un uomo, un pregiudicato, ha finito contro un muro la sua fuga all'alto degli agenti. L'uomo stava viaggiando lungo la tangenziale di Catania quando alla vista di una pattuglia ha cambiato direzione in modo repentino, prendendo la prima uscita utile. La condotta sospetta tenuta dal conducente è stata notata dagli agenti della stradale in servizio, i quali hanno raggiunto il veicolo, intimando all'uomo di fermarsi. Ma anziché fermarsi, l'uomo ha dato vita ad una pericolosa fuga dallo svincolo Zia Lisa, tallonato dalla pattuglia della Polstrada, durante la quale ha tentato di speronare l'auto della polizia pur di non essere raggiunto, determinando il ferimento, fortunatamente lieve, di 3 poliziotti, oltre al danneggiamento del veicolo della polizia e di diversi mezzi in sosta. Alla fine l'uomo ha perso il controllo del mezzo, finendo contro un muro in Corso Indipendenza. Sceso dall'auto, ha tentato di scappare a piedi, ma è stato raggiunto dai poliziotti che lo hanno definitivamente bloccato. Dalle indagini è risultato anche che l'auto, un'autoritaria, è risultata rubata il giorno prima da un autosolano di Siracusa. L'uomo è stato quindi arrestato per ricettazione, fuga pericolosa e resistenza a pubblico ufficiale, posto agli arresti domiciliari. Ha cercato di strangolare l'ex compagna che aveva deciso di interrompere la loro relazione. I carabinieri della stazione di Carini hanno seguito un'ordinanza di misura cautelare in carcere nei confronti di un 41enne del posto accusato di maltrattamenti contro i familiari e lesioni personali aggravate. Le indagini dei militari hanno fatto emergere un quadro di continui soprusi fisici e psicologici ai danni della vittima, una donna di 39 anni che per mesi è stata perseguitata, vessata, intimidita con controlli ossessivi, ingiurie e minacce di morte, anche in presenza dei figli della coppia. Alla fine della relazione non aveva interrotto gli episodi di violenza, come dimostrano i referti medici, testimonianze e registrazioni, fino al gesto più grave quando l'indagato ha tentato di strangolare l'ex compagna. Incubo blackout elettrici. Non c'è solo il caldo dietro questo disservizio che crea molti disagi. Sentiamo Tonino De Mana. Case, negozi e aziende senza luce o senza acqua, blackout che stanno attanagliando la Sicilia, che in piena stagione estiva si ritrova ad affrontare una o più emergenze che certo non danno una bella immagine alla voce turismo. Il caldo c'è, si fa sentire, ma l'imminente arrivo di un altro picco non lascia dormire sonni tranquilli per chi ha già vissuto l'incubo di restare senza corrente elettrica per diversi giorni. Non siamo di fronte ad un'emergenza improvvisa legata solo al caldo o all'aumento dei consumi, siamo davanti al risultato di una rete che da anni necessita di interventi di ammodernamento, manutenzione e potenziamento e che invece viene lasciata a se stessa, come denuncia il segretario regionale dell'UGL Carmelo Giuffrida. Dietro c'è una rete fatiscente, pochi investimenti sulla rete, l'ammodernamento della rete sbandierata da Enel e dalle istituzioni anche regionali non vedono assolutissimamente nessun cantiere. Noi vogliamo e chiediamo e pretendiamo anche che l'Enel faccia i giusti investimenti per evitare questi disservizi. Sicilia, terra di paradossi e di contraddizioni. Paradosso è che la Sicilia si propone come hub del Mediterraneo per le energie rinnovabili, ma in realtà siamo all'anno zero. Intanto a Suoi Esercenti Sicilia, per voce di Salvo Politino, ha diffidato e distribuzione per i continui disservizi che hanno danneggiato residenti e commercianti. Un uomo di 80 anni si era smarrito durante una passeggiata tra i monti di Castelbuono, finendo in fondo a un dirupo e riportando una frattura lombare. A salvarlo sono stati i carabinieri della stazione di Cefalù, allertati dallo stesso anziano, residente in provincia di Catania, affetto dal morbo di Alzheimer. Al 112 ha riferito di essersi smarrito e di non riuscire a tornare alla propria autovettura. Si trovava a Castelbuono per assistere alla 100ª edizione del Giro Podistico Internazionale
internazionale. L'uomo infatti è un ex atleta e vincitore in passato di 3 edizioni della storica competizione ed era stato invitato dagli organizzatori a partecipare. Alla fine è stato localizzato, individuato e salvato. Il mare catanese è pulito. I rilievi dell'ASP pubblicati dal Ministero della Salute rassicurano sulla balneabilità delle spiagge, ma Goletta Verde di Legambiente, con i suoi dati rilevati in base ai campioni prelevati, dice un'altra realtà. Sentiamo Adela De Barbagallo. Playa o scogliera? Ciascuno scelga il mare che preferisce per generose bracciate e strepitosi tuffi. A rassicurare i bagnanti arrivano i rilievi effettuati dall'ASP di Catania e pubblicati sul portale del Ministero della Salute. Le acque sono sicure. Eppure basta andare a lungomare, alla scogliera, un po' più in là, spingendosi sino ad Acicastello e Acitrezza o alla Playa. A tratti il mare diventa torbido e in superficie appare una schiuma inquietante che non incoraggia ad affrontare rinfrescanti nuotate. Tutto a posto e regolare? Secondo i dati di Goletta Verde di Legambiente, assolutamente no. La spiegazione sta nel metodo di campionamento. Noi non diamo patenti di balneabilità delle acque costiere. Quello che noi tendiamo a rilevare è la presenza o meno di batteri fecali in prossimità delle foci di fiumi, che è un segnale della inefficace o cattiva depurazione del sistema di depurazione delle acque reflue. Secondo Legambiente, 3 punti nel catanese sono critici: la foce del canale Arci alla Playa, quella del torrente Macchia a Riposto e soprattutto il lungomare Galatea di Acitrezza, un sito quest'ultimo definito fortemente inquinato a causa dei cronici ritardi nella realizzazione del collettore fognario. L'Italia è già stata sanzionata 2 volte dall'Europa per il mancato trattamento delle acque reflue urbane in Sicilia. Chiare, fresche e dolci acque, scriveva Francesco Petrarca nel suo canzoniere, un miraggio poetico che la costa catanese punta ancora a conquistare pienamente, sospesa tra la burocrazia dei depuratori e il desiderio di un mare senza ombre. Ma c'è un altro dato preoccupante che riguarda le coste e parliamo della crisi climatica e degli eventi meteo estremi che amplificano il fenomeno dell'erosione dei lidi. Negli ultimi 16 anni, infatti, cioè dal 2010 ad oggi, sono salite a 308, praticamente quasi la metà del totale, le località costiere colpite da eventi meteo estremi. Parliamo di piogge intense, trombe d'aria, mareggiate. Preoccupa anche l'intensificarsi di mareggiate e raffiche di vento e a livello regionale l'area più colpita, pensate, è proprio la Sicilia. Palermo dichiara guerra agli incivili, droni, fototrappole, telecamere e controlli per contrastare l'abbandono dei rifiuti. Marco Gullan. Droni che sorvolano la città, pattuglie della polizia municipale appostate nei punti più sensibili, cittadini che documentano e segnalano gli episodi di abbandono illecito dei rifiuti. A Palermo si intensificano i controlli contro chi continua a sporcare le strade. Negli ultimi 30 giorni sono state elevate 2.500 sanzioni dagli agenti della polizia municipale per l'abbandono illecito di immondizia. L'attività di contrasto si basa oggi su un sistema integrato di controlli che combina l'impiego di fototrappole, droni, servizi di presidio del territorio e un costante lavoro di accertamento da parte degli agenti. Qui siamo in Viale Michelangelo, le immagini mostrano una donna che si ferma, abbandona alcuni rifiuti sul ciglio della strada e si allontana indisturbata. La segnalazione arriva direttamente da un cittadino, a conferma di come la collaborazione dei residenti rappresenti un supporto importante per individuare e contrastare questi comportamenti. Nell'ultimo mese sono aumentate le aree monitorate attraverso i sistemi di videosorveglianza e il piano dei controlli sarà ulteriormente esteso ad altre zone della città, con l'obiettivo di ridurre il fenomeno dell'abbandono incontrollato dei rifiuti e scoraggiare gli incivili. Il nostro obiettivo non è fare cassa, ha dichiarato il sindaco Roberto Lagalla, ma affermare il principio del rispetto delle regole e tutelare il decoro urbano, l'ambiente e la qualità della vita dei cittadini. Ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco per parlare dell'effetto Nolan, ovvero l'impatto del film Odissea, girato da Nolan in parte anche a Favignana, sull'isola diventata meta del turismo cinematografico. Tra poco.
dunque boom di turisti nelle location del Colossal Odyssey. A fare la parte del leone c'è Favignana, che per milioni di spettatori in tutto il mondo è proprio l'Itaca del regista Nolan. Sentiamo Laura Spanò. Il film di Christopher Nolan, l'Odissea, continua a trascinare l'entusiasmo anche nelle Egadi, sold out tutte le proiezioni nell'arena all'aperto allestita all'ex stabilimento Florio, ma l'effetto Nolan a Favignana non si fermerà a questo. Il successo del film rappresenta molto più di un evento cinematografico, si parla già di ricadute a molti zeri. Sul web una sola domanda rimbalza: dove è stata girata l'Odissea? E la risposta porta a Favignana, che per milioni di spettatori è l'Itaca di Nolan. L'isola è finita sulla stampa estera, a lei vengono dedicate intere pagine che raccontano i luoghi dove è stato girato il Colossal, con protagonista Matt Damon. Se The White Lotus ha portato a Taormina 138 milioni di euro, l'Odissea potrebbe portare a Favignana oltre 250 milioni di euro nei prossimi 3 anni, e se il film confermerà le aspettative al botteghino, agli Oscar e sulle piattaforme, il ritorno economico potrebbe sfiorare i 500 milioni di euro in 5 anni. Ma in questo frangente l'isola dovrà giocare bene le sue carte, trasformando la curiosità internazionale in un'offerta turistica stabile. Per le riprese la produzione ha già lasciato sull'isola circa 10 milioni di euro, mentre la vetrina internazionale con l'uscita al cinema vale da sola 50 milioni in promozione del territorio. Ma il vero tesoretto sarà un turismo di qualità. A Palermo il concerto per i 60 anni di carriera dei Pooh, un mix di emozioni che ha entusiasmato la platea. Marco Gullà. La magia di Parsi fa all'Accende, il teatro di verdura. I Pooh, intramontabili, hanno incantato Palermo con il loro repertorio. Lo spettacolo, che ha celebrato 60 anni di carriera, ha confermato il profondo legame della band con il pubblico siciliano. La data di Palermo ha rappresentato la seconda tappa siciliana del tour, dopo il concerto di Siracusa. Tra il pubblico sedevano almeno 3 generazioni, nonni, genitori e bambini. Molti spettatori, più anziani, si sono lasciati trasportare dai ricordi. La band ha regalato uno spettacolo con poche pause, ripercorrendo una carriera iniziata negli anni 60 e rimasta viva fino a oggi. Da pensiero hanno i due nel mondo e nell'anima, passando per tanta voglia di lei, dammi solo un minuto, uomini soli, un mix di emozioni. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva per raccontarvi del ritiro del Catania a Norcia. Siamo al calcio, il Catania in Umbria per la seconda fase del ritiro. Non fanno parte del gruppo i partenti di Noia e Luperini. Sentiamo Marco Carli. Chiusa la prima fase del ritiro, il Catania apre la seconda a Norcia, in Umbria, stessa città scelta l'anno scorso, dove gli etnei resteranno fino alla prima partita di Coppa Italia dell'8 agosto in casa del Vicenza. Il 1 di agosto invece il test è con il Ravenna. La squadra è arrivata a Perugia, poi il trasferimento a Norcia. Non sono partiti, oltre a Quirozzi, Di Noia e Luperini, che non avevano partecipato alla sfida in famiglia dell'ultimo allenamento al Massimino, e per cui la società sta trattando la cessione. Organico da sfoltire ancora, ci sono altri giocatori in uscita, Stoppa per esempio, ma anche la necessità di nuovi innesti. Si parla di attaccanti alla coda o centrocampisti come Demme, ma la priorità, come affermato anche da Varrà, è un difensore. A proposito di retroguardia, sull'esterno di destra è arrivato Pagliai, giocatore che Longo conosce benissimo. Sicuramente è un mister che ti fa divertire, che le persone sugli spalti non si annoieranno mai, perché vedrà una squadra propositiva che cercherà di giocare sempre palla e di far divertire il pubblico. Poi ovviamente ci deve essere la vittoria, perché alla fine è la cosa più importante. E niente, sono molto contento di essere di nuovo allenato dal mister, perché come ti ho detto è un allenatore che rispecchia al pieno le mie caratteristiche. Con lui ho fatto quasi, penso, grandissimi campionati. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi lascio adesso alla rassegna stampa, l'informazione torna come sempre alle 14, una buona giornata.
Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.